Domenica pomeriggio la polizia ha arrestato un 35enne tunisino che aveva dato in escandescenze a bordo di un autobus ACTV, scagliandosi contro due dipendenti, un uomo e una donna, nei pressi di via Colombo a Mestre. Preoccupato il sindacato che da tempo chiede maggiori tutele. Quello che fa più rabbia è il fatto che queste cose non succedono più sui quartieri più recriminati come zone calde, che possono essere stazione di Mestre o via Piave, ma questo episodio di questo accaduto, stiamo parlando di un giorno festivo, domenica qualsiasi, alle ore 17 circa a Mestre Centro, zona Piazzale Cialdini, via Colombo, per cui è una zona che è interessata dal passaggio di famiglie, bambini, ragazzini, di tutto e di più. E alle 5 del pomeriggio ci lascia abbastanza perplessi che avvenga tutto ciò senza l'intervento di nessuno, se non esplicito intervento telefonico su richiesta dell'operatore. Quando la polizia è giunta sul posto, il 35enne era visibilmente alterato. Si è tolto la maglietta e ha insultato gli agenti, poi si è avventato su uno di loro colpendolo al volto. Con fatica sono riusciti ad ammanettarlo, ma nel frattempo un altro agente è stato colpito nella zona cervicale. Il 35enne ha continuato ad essere violento anche nell'auto della polizia e poi negli uffici della questura, tanto che i poliziotti hanno utilizzato lo spray urticante nel tentativo di calmarlo. Intanto, visto che perdeva sangue da una mano, è stato fatto intervenire il 118. Così i sanitari hanno portato il tunisino al pronto soccorso e durante il tragitto ha colpito anche uno di loro all'occhio. All'ospedale è stato sedato. Dagli accertamenti è risultato che aveva un tasso alcolemico elevato e aveva assunto della cocaina. Al termine delle operazioni è stato dunque arrestato per tentata rapina, lesioni, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa della direttissima di lunedì, dove è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione e 440 euro di multa pena sospesa con conseguente scarcerazione e divieto di dimora nella regione Veneto. Mentre il sindacato dei dipendenti a CTV lancia una proposta. Chiediamo che per garantire i fini di sicurezza, visto che nella saletta nostra, Piazzale Cialdini, è abbastanza ampia e generosa di metrature, venga immesso anche un piccolo controllo comando della polizia locale, che male non ci farebbe per tutti.